molto piacere vedere persone che partecipano a questi eventi culturali. Io sono Sara Costalunga, sono la figlia del titolare, che è mio papà Daniele. Una domanda, per quanti di voi è la prima volta che venite in questa cantina? Ok, tutti gli altri erano già stati qua per un motivo o per l'altro? Sì. Ok. Io già l'ho fatto. Esatto, sì, come mi ha raccontato. Ottimo, ci fa piacere sia vedere persone che ritornano, sia vedere persone nuove. Negli aperitivi letterari di Costalunga Vini mi piace iniziare parlando un attimino del posto in cui ci troviamo, perché idealmente oggi avremmo dovuto fare questo aperitivo fuori, sotto alla pergola del Glicine, però il meteo è quello che è, quindi ci sembrava un'idea un po' più consona essere al coperto in una sala chiusa, perché fuori fa freddino, poi continua a piovere e non piovere, quindi eccoci qua. La sala in cui ci troviamo adesso è la sala degustazioni della cantina, e questo edificio qui è stato restaurato per essere adibito a cantina, ma originariamente era la stalla dove la mia famiglia allevava le vacche da latte. La mia famiglia si è stabilita qui in questa zona, in questo ambiente, con il mio bisnonno, il bisnonno Marco, che aveva una famiglia che stava crescendo, aveva tanti figli, aveva bisogno di più campi e di una casa più grande, e aveva visto che qui c'erano le condizioni favorevoli per far crescere la famiglia, e quindi ha comprato la villa e i campi circostanti. Quello che sappiamo della villa purtroppo non sono informazioni che vengono da dei documenti, perché non abbiamo trovato documenti cartacei o qualcosa di scritto che ci raccontasse la storia della villa, e le informazioni che abbiamo sono molto poche. Sappiamo che hanno cominciato a costruirla nel XV secolo, partendo da quello che è il nucleo centrale a torre, e poi nei secoli successivi l'hanno ampliata in base a quelle che erano le esigenze di chi lavorava qua, perché questa qui è sempre stata una zona dedicata al lavoro agricolo. E quando la mia famiglia si è stabilita qui, come vi dicevo, si occupavano di vacche da latte, poi mio papà ha capito che il settore delle vacche da latte non era più conveniente, mentre il settore della produzione vitivinicola aveva tutte le carte in regola per remuneratività. Sì, esattamente, aveva tutte le carte in regola per essere un settore trainante e una cosa interessante da sviluppare, quindi si è concentrato su quella cosa lì. E adesso con le nuove tendenze di quelle che sono le abitudini delle persone, abbiamo visto che le persone sono molto interessate ad avere la possibilità di venire in cantina per vivere delle esperienze, e quindi cerchiamo di costruire anche questi piccoli eventi culturali senza troppe pretese, in cui appunto vogliamo dare l'occasione alle persone di venire in questo posto, che se ci fosse il sole oggi sarebbe ancora più bello, perché si vedrebbe tutta la collina, tutte le varie fioriture che ci sono in questo periodo, oppure gli alberi che hanno già finito la fioritura e quindi adesso sono di un verde molto rigoglioso, e via discorrendo. Però insomma, prima che io continui a parlare troppo, a proposito di eventi culturali, oggi siamo qui per il libro di Sabrina Tamiozzo, che siamo che sono molto entusiasta di poter ospitare, e non vedo l'ora di sapere di più su filastrocche per i più piccini e per i grandi con il cuore da bambini. Quindi abbiamo l'autrice Sabrina e la giornalista Chiara Tomasella. Grazie. Buon pomeriggio e ben trovati a tutti, grazie anche da parte mia per aver partecipato a questa serata, anche agli ospiti più piccoli e quindi sì, oggi è una ricorrenza particolare perché non è un giorno qualsiasi, ma è anche la festa della mamma, che come da tradizione si celebra ogni seconda domenica di maggio, ormai da parecchio tempo in realtà. È una festa che ha delle origini molto lontane, si riconduce addirittura alla mitologia classica greca e romana, ma in più è stata ripresa anche nell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento da alcune figure di spicco. E la mamma è stata per noi sicuramente una figura di riferimento, e forse è stata anche la prima che ci ha introdotto alla lettura e che ci ha raccontato da bambini, ancora quando non possiamo avere dei ricordi della nostra esistenza, fiabe sia in rima sia non in rima,
con l'affetto e tutto l'amore che è normale dare ai propri figli. E questo libro è proprio questo, un'introduzione alla lettura in rima, scritto da Sabrina, che è un'autrice anche di narrativa. Ve la presento come scrittrice per ragazzi in questo caso, in questa veste un po' particolare, ma in realtà abbiamo avuto modo di conoscerla anche a fine marzo, relativamente poco tempo fa, proprio in questa sala, per altri 2 romanzi che ha scritto per un pubblico di persone un po' più grandi, diciamo già dai 15 anni in su, diciamo, che si possono leggere, La montagna sacra e A braccio di cielo, che troverete comunque nel piccolo bookshop in uscita. Però diciamo che anche se sono nati prima i libri di narrativa per adulti, i romanzi per adulti, le filastrocche sono state la prima cosa che Sabrina ha scritto, e proprio da questo vorrei partire. Come sono nate queste 6 filastrocche? Perché sono 6, anche se hanno un'ampiezza e si sostengono proprio come delle fiabe. Come sono nate e perché? Benvenuti a tutti, innanzitutto anche ai piccoli, Eleonora, Tommaso e Tommaso. Questo momento sarà soprattutto per voi. Chiara mi chiede come sono nate queste storie. Queste storie sono nate pensando a dei piccolini come voi, che avevano voglia di sentire raccontare qualcosa di curioso, di nuovo, di capire un po' come gira il mondo, questa scatola rotonda che non si sa bene dove vada, e come si fa a spiegare ai piccoli dei temi da grandi, come si fa a spiegare cosa vuol dire il rispetto, l'amicizia, l'accoglienza, come si fa? Non è facile. E a me è venuta l'idea così di provare a raccontare ai più piccoli come funziona, a provarci almeno attraverso dei protagonisti che di solito i bambini amano molto, che sono gli animali. Vi piacciono le storie con gli animali che parlano? Eh sì, anche secondo me sono più belle, perché nei libri da grandi parlano gli umani, come li chiama l'altro Tommaso, ma nei libri da bambini è bello se parlano gli animali. Gli animali sono molto simpatici, quindi ho pensato di far parlare gli animali. Ho pensato di utilizzare un linguaggio semplice e da sempre ho amato la rima, anche quando ero piccola io a mia volta. Ho sempre amato scrivere delle filastrocche in rima perché conferiscono musicalità al testo e sono facili da ricordare. Questa mia passione ce l'ho fin da ragazzina, ricordo quando mia nonna Agnese ha compiuto 80 anni che tutti noi nipoti abbiamo deciso di realizzare un papiro per la sua festa. Una mia cugina molto brava a disegnare si è occupata di tutta la parte grafica, mentre io mi sono occupata appunto di scrivere una bella filastrocca in rima, una sorta di papiro di laurea, ecco. E lo stesso ho sempre fatto per eventi così, compleanni, ricorrenze, eccetera. E poi appunto ho cominciato a scrivere queste filastrocche sui temi più vari dedicati ai più piccoli. Circa 15 anni fa, sono rimaste lì tanti anni fino a che appunto quest'anno, l'anno scorso, ho pensato di provare a pubblicarle dopo aver pubblicato i romanzi. La casa editrice è sempre Pave Edizioni, e diciamo che oltre a essere dei testi, queste filastrocche sono anche racconti illustrati da un'artista molto molto brava che si chiama Klaus Tamburini, e volevo anche approfittare per mostrare qualcuna di queste illustrazioni che già comunicano qualcosa, che già avvicinano a un disegno molto semplice e molto comprensibile. Così come sono comprensibili i testi, sono pensati per avere un linguaggio semplice e facile da comprendere, senza paroloni difficili, e in un certo senso sono anche buffi. Ecco, lo sfoglio giusto per riuscire a far cogliere qualcosa di più del testo. E volevo soffermarmi proprio su una di queste pagine, magari facendo scegliere anche i più piccoli. Beh, Eleonora aveva già mostrato, vero Eleonora? Mi ha regalato un consegnalibro, vero? Appena ci siamo conosciute. Mi ha indicato il suo disegno preferito, che adesso io cerco di trovare. Ecco qua. Questo è il segnalibro che mi ha regalato Eleonora, lo appoggiamo qui ancora. Questo è il disegno che ho scelto, il suo animale preferito, questo piccolo puma.
E la filastrocca quindi è Ina, la gallina e gli animali in fuga. Un bel tema. Esatto, un tema molto importante che forse è l'unico che non compare negli altri romanzi che hai scritto, perché mentre tutte le altre filastrocche possono lanciare un amo, quasi un filo conduttore per ritrovare delle tematiche che si troveranno anche all'interno della montagna sacra o dell'abbraccio di cielo. In questo caso qui invece il tema è quello dell'immigrazione, del trovare un paese straniero, nuovo, inesplorato davanti a sé e dover avere a che fare con delle persone che non si conoscono, di cui magari non si parla la lingua. E è molto importante sapere come agire in un contesto di questo tipo, non solo da parte di chi arriva in un contesto nuovo, ma anche da parte di chi deve accogliere una persona diversa con cui non sa come parlare. Tu come parleresti con qualcuno che non sa la tua lingua? Cosa faresti? Un disegno? Sì. Ecco, anche i disegni sono molto utili, in questo caso vediamo degli animali quotidiani come la mucca, il cavallo, il maialino, la gallina, e invece degli animali molto più esotici come le giraffe, gli ippopotami, l'elefante, il leone. E questa filastrocca parla proprio di come si riesca a non giudicare questi animali strani e lontani, ma come li si accolga e li si faccia sentire a casa. Come è nata questa poesia, questa filastrocca? Questa filastrocca è nata proprio perché all'interno delle scuole, in quel periodo stiamo parlando appunto di scuola dell'infanzia, e sempre di più i bambini si trovano a contatto con bambini di altri continenti che magari quindi hanno delle caratteristiche fisiche diverse dalle nostre. E le domande non nascono quasi mai in realtà dai bambini, ma dai genitori o comunque dagli adulti di riferimento che magari si interrogano, chiedono, possono anche avere paura in certi momenti o comunque dubbi, e quindi dopo i bambini riportano delle frasi o delle sensazioni. E quindi questa filastrocca è nata appunto nel tentativo di spiegare che è solo quello di cui noi non sappiamo che fa paura, quindi l'ignoto fa sempre paura, ma nel momento in cui diventa noto la paura viene meno. Adesso nelle scuole secondo me questo problema è molto meno sentito, nel senso che comunque sono passati diversi anni e ormai è assolutamente consolidato che ci siano delle classi multietniche. Però appunto consideriamo che le filastrocche sono nate appunto tanto tempo fa e questo argomento era molto sentito nelle scuole. Poi secondo me nel momento in cui si toglie l'attenzione da questa tematica, allora inizia a ricrearsi il problema, per cui se non si discute più di come fare effettivamente ad essere inclusivi, ad accogliere una persona che non sa parlare la lingua o che ha tratti somatici diversi, allora ricominciano ad emergere delle criticità che prima invece si erano risolte. A me è capitato, così come esperienze personali di recente, io ho l'occasione di svolgere il servizio civile universale presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza e pochi giorni fa, proprio la settimana scorsa, è arrivata una scolaresca di ragazzi della terza elementare che parlavano contemporaneamente inglese e italiano senza assolutamente soluzione di continuità tra l'una e l'altra lingua, e la scuola dell'Esplona. E questi ragazzini avevano un modo di relazionarsi con l'altro tranquillamente aperto, senza che nascessero dubbi o problematiche, e questo nel corso di un'attività didattica è molto bello da notare, l'aiuto reciproco, quanto venga naturale all'innocenza dei bambini, quanto non ci siano sovrastrutture e anzi forse abbiamo da imparare molto più noi adulti che se non loro da noi, che se non i bimbi da noi. E soprattutto in questa classe c'era una ragazza asiatica che era forse la meno integrata dal punto di vista linguistico, nel senso che non sapeva bene né l'inglese ancora né l'italiano, ma sapeva comunicare benissimo tramite il disegno, ad esempio, e tramite la risoluzione dei problemi di matematica, perché prendeva l'iniziativa e la maestra raccontava proprio di quanto fosse spontaneo per lei comunicare con il linguaggio che rimaneva. Per cui disegnare, oppure anche solo comunicare con la gestualità, con quello che si ha
più a pronta dimestichezza, pronto alla mano, viene comunque naturale. E anch'io da piccolina devo dire che ho avuto questa esperienza con una zia. Mia zia viene da Pechino e ha studiato qui in Italia, e anche con lei era inizialmente difficile comunicare, perché io da piccolina non sapevo l'inglese e lei nemmeno, non sapeva né l'inglese né l'italiano, ma mi sono trovata a usare i gesti o le nomi del telefonino, quindi a parlare tramite piccole immagini, così come sono piccole immagini quelle all'interno di questo libro. Leggiamo un pezzetto? Sì, molto volentieri. Eleonora, leggiamo un pezzettino, va bene. Negli ultimi tempi, tuttavia, passavano sempre più animali stranieri lungo la sua via, tanto che a poco tutti gli animali del vecchio continente cominciarono a sentirlo come un problema dirompente. Dove andranno questi nuovi abitanti? E poi sono così tanti. Se non hanno un posto dove andare, se non hanno una fattoria, è facile che la nostra ci porteranno via. Se non hanno nulla da fare, chissà cosa potranno combinare. Queste e tante altre erano le domande e i dubbi che popolavano la mente degli animali del vecchio continente. Ma non perché fossero cattivi o agguerriti, erano semplicemente impauriti. Quando non si conosce qualcosa, essa ci sembra sempre spaventosa. Anche Pina, la nostra simpatica gallina, cominciava a essere impaurita e davanti alla nuova realtà restava impietrita. La storia va avanti e poi a un certo punto Tommaso Pina si chiese allora: ma se fosse così anche qui, nella mia fattoria, io non vorrei forse andarmene via? Certo, partirei immediatamente per cercare di far vivere almeno i miei piccoli pulcini serenamente. Anche se il viaggio fosse lungo e faticoso, partirei per quanto rischioso. Se la mia realtà fosse atroce, io partirei, eppure in modo veloce. Se qui rischiassi di morire e la mia famiglia non avesse un avvenire, mi metterei subito in viaggio, anche se un futuro sereno fosse solo un miraggio. E come avete sentito, il linguaggio è proprio piano e semplice, e in più le rime fanno una cosa speciale, ovvero ci aiutano a ricordare, e i messaggi che vengono veicolati all'interno di questi frammenti di filastrocca che abbiamo letto credo che ci facciano compagnia nel corso della crescita, anche non consapevolmente, anche se non ci ricordiamo le parole esatte, anche se non le impariamo a memoria, perché spesso i bambini sono spaventati quando iniziano la scuola delle poesie che vengono inculcate o che vengono, insomma, fatte imparare a memoria. Una cosa che forse è un metodo didattico un po' più antiquato. L'importante non è tanto ricordare parola per parola, verso per verso, una frase, una poesia, ma portare dentro di sé quello che ci ha comunicato. E a proposito di questo, volevo un po' andare da altre tematiche. Che dici? Bene? Posso leggere anche un pezzettino della prima filastrocca? Certo. La prima è una filastrocca molto particolare perché a me ha ricordato un film, un cortometraggio degli anni 70, quindi un pochino lontano, che si chiama in inglese The Small One, ma è possibile vederlo anche in italiano tranquillamente, e parla di un asinello molto piccolo, molto magro e smilzo, che non trova il suo posto nel mondo, deve essere venduto dal proprio pastore, dalla persona che se ne sta occupando, e questo contadino manda il figlio a cercare una destinazione per questo asinello. Questa non è la poesia di Sabrina, ma appunto è il film che ho avuto occasione di guardare, è un tipico film di Natale. E questo asinello viaggia e viene portato dal bambino prima da un conciaio, che ovviamente dice al bambino: certo che ti pagherò questa moneta per avere l'asinello, però poi il bambino si rende anche conto di che fine farà l'asinello e allora lo porta via scappando.
allo stesso tempo cerca un altro compratore disperato perché ha bisogno di questa famosa monetina e non riesce a trovare nessuno che si prenda cura di quell'asinello a cui lui è tanto affezionato. E di viaggio in viaggio, di casa in casa, finalmente arriva ad un porto sicuro, che è la casa di Giuseppe e Maria, che hanno proprio bisogno di questo asinello per riscaldare il loro nascituro. E proprio alla fine dei versi di Sabrina si sente proprio un po' l'eco di questa storia. E in una notte lunga, profonda e nera, in cui soffiava pure una bufera, si vide in cielo una grande luce e un'enorme stella brillare. Poi si udì un forte vociare: «Presto, presto, portate un asinello, ha molto freddo il bambinello. Serve un animale piccolo e magro, perché il posto è stretto. Ecco, quello laggiù è perfetto!» Forti mani sicure, dal tanto lavoro rese dure, presero allora il nostro asinello e lo posero accanto al bambinello. L'asino non sapeva cosa fare, perciò rimase fermo semplicemente a respirare. «Sono un asino e non capisco niente. Mi hanno messo qui inutilmente. Dicono che il bambino ha freddo e potrebbe morire. Ma io cosa posso fare per non farlo soffrire?» Questo il nostro asinello pensava, e sentirsi così impotente non poco lo agitava. Non sapeva cosa fare, stava lì fermo e continuava a respirare. A poco il volto del padre si rasserenò e in quello della madre un bel sorriso ritornò. Il bambinello, che prima era pallido, ora divenne roseo e bello. «Non so cosa ho fatto con precisione, ma evidentemente l'ho fatto alla perfezione», pensò con orgoglio il nostro asinello e vide uno sguardo di approvazione anche nel suo pastorello. Si sentì felice immensamente e subito le parole della sua mamma gli vennero in mente. «Non importa se sei nato volpe o asinello, hai un compito per il quale sei stato progettato, per questo sei stato prima pensato e poi creato. Cercare il tuo posto deve essere un obiettivo mirato. Vai avanti con lo sguardo dritto, senza temere d'essere sconfitto». Mi fermo qui per non dilungarmi troppo sui versi, ma diciamo che il messaggio passa forte e chiaro, sia a livello emotivo, sia a livello linguistico, diciamo, e per la semplicità con cui viene portato avanti e anche la gioiosità di queste bellissime illustrazioni, che non finirò mai di dire quanto carine siano. Ecco, questa storiella invece, come ti è venuta in mente? Perché tu mi hai detto a posteriori, quando ti ho citato la storia di Piccolo, di non aver mai visto il film. No. E invece sono tantissimo legati, quindi com'è nata in te questa storia? Questa filastrocca è la più recente, è l'unica che è stata scritta proprio 2 o 3 anni fa e è nata così. Alle volte ci si sente, penso che a volte possa succedere a molte persone, comunque a me a volte succede, a volte ci si sente inadeguati ed è una sensazione che non arriva magari direttamente da noi stessi oppure nasce dentro noi stessi, però a volte si ha, come dire, conferma nel mondo, nel senso che purtroppo a volte succede che invece di incontrare persone che magari ti spronano ad andare avanti, a volte incontri persone che invece, come dire, ti pongono davanti solo gli ostacoli a tutti i tuoi sogni. E questo, io sono appunto anche un insegnante, mi rendo conto che questo alle volte succede anche a scuola purtroppo. Nel senso, i ragazzi, i bambini, i ragazzi sono una ricchezza incredibile perché sono il futuro e la loro ricchezza è la capacità di sognare. Naturalmente però se la capacità di sognare viene in qualche modo sminuita è probabile che quel piccolo uomo lì smetta a un certo punto di credere in se stesso. E quindi volevo in qualche modo lanciare un messaggio proprio ai più piccoli, quindi quale strumento migliore di filastrocche rivolte a bambini anche della scuola dell'infanzia o addirittura prima. Il messaggio è questo:
la filastrocca si intitola In un mondo di leoni, di volpi e di tori. Se io sono nato asino, sono proprio dolori? No, la risposta è proprio no. Ovviamente una domanda retorica. Sì, certo, non siamo mica tutti leoni, pavoni, tori e quant'altro. Ci sono apparentemente anche degli asini, però attenzione, l'asino è il pregiudizio delle persone che lo cataloga, lo etichetta come un animale di serie B. In realtà, oltre al fatto che è un animale fondamentale nella pet therapy, ma è un animale fondamentale nell'ambiente di lavoro, come dire, e poi soprattutto è l'animale che ha consentito a Gesù, diciamo, nella tradizione cristiana, di non morire di freddo insieme sostanzialmente al bue. Quindi ho pensato, partiamo dall'asinello, che tra l'altro era piccolo e malandato, un asinello che si sentiva solo, si sentiva smarrito, che aveva perso anche la mamma nella filastrocca e quindi era privo dei punti di riferimento e si sentiva etichettato da molti come un animale di serie B, quindi dove volete che andasse? Poteva soltanto continuare a testa bassa a lavorare, lo scrivo nella filastrocca. Ad un certo punto però, siccome il destino, la vita ha molta più fantasia di noi, per fortuna, questo piccolo animale serviva proprio lui, proprio perché era piccolo, perché a volte sono proprio i più piccoli che servono e quindi all'improvviso, quasi per caso, viene pescato dal mucchio. Ma questo succede a tutti, prima o poi a tutti capita, almeno una volta nella vita, di essere pescati dal mucchio. Ecco, in quel momento lì, quando tu vieni pescato, quella è la tua occasione. E cosa devi fare? Non lo so, è una bella domanda. L'asinello non sapeva cosa fare, si sentiva inadeguato, sentiva di avere la responsabilità di un bambino che stava morendo e non sapeva cosa fare. Cosa ha fatto? È rimasto semplicemente se stesso. Quindi io vorrei proprio passare questo messaggio ai più piccoli. Questi filastrocchi io li ho utilizzati anche nel mio percorso di formazione post-laurea al tirocinio con i minori, anche con disturbi specifici dell'apprendimento e anche con disabilità, proprio per far passare questo messaggio. Non occorre fare cose grandiose, l'importante è essere se stessi ed esserlo fino in fondo. Se tu sei coerente con quello che tu sei, all'improvviso, come dire, apparirà il sole e tu saprai brillare. Questo asinello, ad un certo punto, è riuscito semplicemente, rimanendo se stesso, quindi semplicemente continuando a respirare, a far tornare il bel colorito al bambino, perché lo aveva riscaldato. E la filastrocca, che non voglio prendere lì per l'onora, si conclude appunto con questa frase che vi voglio leggere perché secondo me esprime meglio di tutti il messaggio che io vorrei far passare. Da allora, nelle lunghe notti di fine anno, ogni bambino mette accanto a Gesù un ciuchino e l'asino è lì, accanto al Signore, a ricordarci che Lui accoglie gli umili di cuore. L'asinello, quindi, simbolo, come dire, di un animale, tra virgolette, meno bello, meno appariscente del leone, delle volpi e dei tori, risulta essere l'animale, l'unico, che di fatto, accanto a quello che siamo al due, l'unico rispetto a tutti gli altri delle filastrocche, che assurge ad essere al lato destro del Signore, come dire che non è affatto vero che chi sembra di serie B lo è per forza, alle volte invece sono proprio le persone che appaiono meno ad essere più risorsa per altri. E questa filastrocca diciamo che si ricollega benissimo anche all'espressione
di alcuni personaggi all'interno del racconto sia della Montagna Sacra che dell'Abbraccio di Cielo, che sono due romanzi, certo per un pubblico più adulto, ma che hanno messaggi universali della stessa tipologia, per cui incontriamo un ragazzino con la sindrome di Down che però è capace di dare il mondo a chi gli sta accanto, e incontriamo altre persone dalla crescita difficoltosa che affrontano le sfide della vita, ma che sanno far accendere quella scintilla in coloro che gli stanno accanto. E così ci invita a Sabrina ad essere anche noi, nel nostro piccolo, anche se ci sentiamo impotenti di fronte a grandi sfide, a grandi ostacoli che ci dobbiamo trovare ad affrontare, di sentirci giusti comunque, di non sentirci sbagliati, ma anzi di sfruttare tutte le nostre energie, anche se si limitano ad azioni molto semplici, come in questo caso quella di respirare. Chiunque sa respirare, chiunque sa fare qualcosa di piccolo e significativo per il prossimo. Grazie. Indipendentemente da quanto possiamo sentire importanti le nostre azioni. Pensiamo a un tema attuale come quello del cambiamento climatico, quanto ci possiamo sentire impotenti di fronte a una situazione del genere o all'inquinamento. Noi riusciamo comunque con una piccola azione di buttare l'immondizia all'interno di un cestino, di risparmiare quel tanto che riusciamo a risparmiare l'energia, ad avere un impatto positivo sulla realtà che ci circonda. E un'altra lettura che si può fare di questa tematica, visto che siamo in un contesto agricolo, in un contesto che salvaguarda la biodiversità, è pensare a queste stesse problematiche anche all'interno dei campi, a quanto nel momento attuale le monocolture e il tentativo di sfruttamento dell'ambiente viene contrastato invece da iniziative molto più virtuose come quelle di arricchire il paesaggio, come fa anche l'azienda Costalunga e come forse ci racconterà alla fine di questo incontro Sara, per esempio piantando della bellissima colza e arricchendo il paesaggio e non lasciando nulla in secondo piano, perché nulla è secondario. Quindi anche cercare di influire sul contesto paesaggistico che ci circonda è molto importante. E invece, dovendo prendere una filastrocca che si riaggancia al messaggio che ha appena veicolato Sabrina, ovvero di quanto è importante non salvaguardare l'apparenza estetica, l'esteriorità, ma quello che ci sta dentro, la filastrocca successiva, il bruco e la farfalla, ci racconta proprio da un aggancio splendido per questa tematica qui. E intanto comunque ti faccio raccontare come è nato questo testo, quindi come è nata l'ispirazione che ha portato a questo brano, e poi magari ne leggiamo un pezzettino. Sì, questa filastrocca è nata quando io svolgevo il mio precedente lavoro, e quindi è un lavoro che io amavo molto, ma non abbastanza, come dire, nel senso che non era perfettamente adatto alla mia persona. Io ero pienamente consapevole di questo e per vari motivi non riuscivo a cambiarlo. Ripeto, in sé per sé il lavoro mi piaceva moltissimo, però non era adatto alla mia persona, e io sentivo, come quando si calza un paio di scarpe strette, sentivo che quindi i passi che io stavo percorrendo non erano perfettamente in linea con la mia persona. Questo mi creava un disagio. Non riuscivo fino in fondo a cambiarlo. Provavo, ma non riuscivo perché andavo sempre nella stessa direzione, e quindi capivo che alle volte, come dire, succede, si sentono, le persone a volte ci si lamenta, ma non si ha il coraggio, come dire, di cambiare. Ci si lamenta ma non si ha il coraggio di cambiare. Non solo nel lavoro, in qualsiasi situazione in cui non ci si trova bene, bisognerebbe avere il coraggio di cambiare. Come si può fare? Ecco, ad un certo punto ho realizzato, proprio mi è apparsa chiaramente, che il modo per cambiare è fiorire lì dove tu sei stato piantato. Quindi, se tu sei in una situazione che non ti piace, una situazione che ti sta stretta, che sia lavoro, famiglia, amici, qualsiasi situazione a un certo punto può rivelarsi stretta.
Se tu ti senti stretto, ad un certo punto non è detto che tu possa immediatamente cambiare, ok? L'unica cosa che puoi fare è cercare di dare il meglio di te lì dove ti trovi, lì dove sei stato piantato, perché come appunto scrivo a un certo punto nella filastrocca, se lì sei stato piantato e non sei ancora stato spostato, un motivo ci sarà. Quindi tu cerca di fiorire lì. Quando tu sei, come dire, quando tu avrai dato del meglio in quella tua situazione, arriverà sicuramente il momento giusto per fiorire da un'altra parte. Però io credo che tutti noi, e Chiara appunto mi conosce, ha presentato anche i miei romanzi per adulti, e lo sa benissimo, come sa benissimo e interpreta benissimo il mio pensiero. Io penso che nessuna vita sia, come dire, a caso. Io penso che tutti noi abbiamo un progetto preciso da compiere. E se io in questo momento della mia vita mi trovo qui, se oggi pomeriggio io sono qui con voi, comunque sia un motivo c'è, altrimenti questa cosa non si sarebbe realizzata. Quindi cerco per quanto possibile di dare il meglio intanto in questa situazione. Quando io sarò riuscita a dare il meglio di me stessa in una situazione che anche può apparirmi difficile, ma quando io avrò dato il meglio, allora arriverà il momento di cambiare strada. Se tu sei ancora lì, significa che tu lì devi ancora dare qualcosa. Ecco. E nel momento in cui io sono riuscita a realizzare questa cosa, devo dire che, come dire, ho cambiato proprio prospettiva e ho amato tantissimo il mio lavoro pur non amandolo, nel senso che lo facevo con passione, con amore. Il mio direttore, che oggi non è presente ma che ha conosciuto, mi ha sempre detto, posso dirlo con orgoglio, di essere il suo miglior funzionario, quindi di essere stato il suo. Quindi mi ha fatto piacere questo, voglio dire, ci ho messo impegno, ci ho messo amore, no? E quando gli ho dato il massimo di quello che potevo dare, la vita mi ha offerto un'altra possibilità e non me l'ha data prima, perché io non avevo ancora dato il massimo. Quindi l'invito è proprio quello di andare avanti, cercando proprio di fare il meglio che puoi, con l'assoluta certezza che quando tu avrai dato il tuo 100, si aprirà un'altra porta. Anche qui vorrei leggere, Chiara, qualche pezzettino. Trovava il lato positivo in ogni evento, anche in quello negativo. Cercava di accettare le cose che non si potevano modificare e si impegnava a fondo per migliorare quelle che invece si potevano cambiare. E poiché per distinguere le une dalle altre occorreva una grande saggezza, pregava a lungo, così il suo spirito conservava freschezza. Omino andava avanti all'apparenza in modo uguale agli altri abitanti, ma a ben guardare, a differenza dei tanti che tiravano a campare, lui sapeva esattamente dove andare. Mentre per quasi tutti la morte era un nemico da allontanare, lui viveva ben sapendo che là tutti si sarebbe dovuti arrivare. L'importante era sapersi preparare, semplice a dirsi, ma a fare. Ecco, il nostro Omino viveva così, lui era particolare e per questo suo modo di fare i suoi occhi brillavano di una luce spettacolare. Il suo sorriso risplendeva di una gioia solare e della vita sapeva cogliere l'aspetto da lodare. Quasi mai si lamentava delle fatiche che anche a lui la vita riservava. A lungo andare, Omino, con questo suo essere particolare, il suo piccolo mondo rotondo ha saputo lentamente modificare. Ha seminato il cambiamento perché si sa che la gioia è contagiosa. Da allora, a poco, sempre più abitanti del piccolo mondo rotondo, quando vedono un gruppo che muore, non pensano che sia finita, ma sanno che una nuova farfalla si è aperta alla vita.
Grazie mille per la lettura. E oltre a questa filastrocca, anche quella di Ginetta Lochetta porta messaggi molto simili. In questo caso la protagonista è una piccola ochetta che nasce in una fattoria in cui non è mai nato nessuno come lei e si sente inizialmente fuori posto, ha dei dubbi sul perché sia nata proprio lì e non altrove. Non sa bene che cosa fare di se stessa, che cosa diventare e come influire positivamente su ciò che la circonda. E come succede in questa circostanza che ha appena descritto Sabrina, di dire se si è nati in un posto ci deve essere per forza un perché, ma devo essere anche pronta a cambiare nel momento in cui non mi trovi a mio agio lì. Questa ochetta, molto coraggiosa, decide di cambiare finalmente il luogo in cui sta e di trasferirsi altrove portandosi la sua piccola saccoccia, il suo piccolo zainetto di intelligenza, in questo caso di bravura e di diversità, perché anche la valore. E anche in questo caso chiedo a Sabrina come è nato il brano e se ce ne legge un pezzettino. E Ginetta è questa ochetta diversa da tutte le sue sorelle. È più magra, è più smilza, non ama mangiare, non ama partecipare alle gare e le piace pensare. Gli altri animali della fattoria si rendono subito conto che questa cosa è strana. È strana perché è diversa. Ginetta soffre di questa diversità e questa piccola favola è nata proprio per spiegare ai bambini non tanto il concetto di diversità quanto di provare a spiegare che se qualche volta si sentono diversi può succedere che ci si senta diversi dagli altri, ma questo non è necessariamente una cosa relativa, anzi il messaggio che vuoi passare è proprio il contrario. La diversità è una ricchezza. Ginetta soffriva però di questa diversità perché quando si è piccoli, ma comunque a volte anche quando si è grandi, si soffre nel vedere che tutti vanno in una direzione e tu per qualche motivo non riesci a starci dietro. Perché non riesci a starci dietro? È perché appunto quella strada non è la tua. E a un certo punto Ginetta questo lo capisce e dice: io non amo mangiare, non amo partecipare alle gare come tutti gli altri animali, quindi devo provare a cambiare, devo provare a trovare la mia strada. E lei parte e se ne va. Passato però il primo momento di euforia, si ritrova sola e comincia a chiedersi se ha sbagliato. E anche questo succede nella vita. Non poteva tornare indietro a sentirsi dire hai sbagliato, non poteva andare avanti e quindi si trovava lì ferma e in quel momento in cui si trova lì ferma, impaurita, sola, incontra un cane enorme rispetto a lei e ne prende paura. Questo cane si chiama Nettuno e non si lasciava intimorire da nessuno. Lei rimane paralizzata dalla paura e pensa che sia finita, che sia giunta la sua ora e dice: guarda, in effetti me l'avevano detto dove vuoi andare tu, vola basso, dove vuoi andare. Invece, e avevano ragione, questo lei prova, una grande delusione. E invece all'improvviso questo cane, anche lui, cambia prospettiva. Lui, che è sempre stato etichettato come il cattivo che mangia gli altri, di fronte a questa ochetta fragile, cambia prospettiva. E i due parlano, questa cosa magica. Scambiano una parola, scambiano un dialogo. Lui si rende conto che lei è diversa dagli altri e lei si rende conto che anche lui è diverso da come appare. E fa una bella scommessa, la scommessa di fidarsi. E quindi Nettuno porta Ginetta con sé nella sua nuova fattoria e gli dice: vedrai, starai bene, perché qui ognuno viene accolto per quello che è. Secondo voi aveva paura Ginetta? Secondo voi aveva paura? Secondo me sì. Secondo me aveva tanta paura di partire e di andare con un cane grande
molto più grande di lei, in un posto che non conosce, dopo aver avuto tante delusioni. Però decide lo stesso di partire, compie lo stesso il primo passo e arriva in questa grande fattoria diversa. Lì capisce che ognuno di noi è un essere particolare, si tratta soltanto di non mollare e di riprovare. Prima o poi il posto giusto nella vita si troverà e allora una grande pianta nascerà. Il tempo della semina costante e dell'attesa, a volte snervante, sarà seguito da un raccolto abbondante. Con questa nuova filosofia, nella fattoria regnava davvero una grande armonia. Ginetta rimaneva comunque diversa come Occhetta, ma non veniva più considerata imperfetta. Ognuno aveva una propria individualità. Ogni essere rappresentava una propria realtà e la perfezione non era più un'ossessione. La nostra Occhetta, che sembrava imperfetta, aveva trovato il posto nel mondo per lei pensato. Ognuno di noi ha un progetto ben creato e cercare il proprio posto deve essere un obiettivo mirato. Anche nei momenti dolorosi, di sconfitta e di fatica, non bisogna pensare che sia finita. Occorre andare avanti e continuare a seminare, perché prima o poi, per tutti, arriverà l'ora di germogliare. Grazie anche per questa lettura e diciamo che oltre ad essere una lettura forse per i più piccoli e un insegnamento nuovo per chi deve ancora crescere, tutti questi messaggi sono qualcosa di cui si può far tesoro anche da adulti, perché spesso queste cose non ce le ricordiamo, nonostante sembrino banali e nonostante prendiamo il tempo per comunicarle ai più piccoli. A volte non siamo noi stessi sicuri di quanto vere siano queste parole. Spesso riteniamo le fiabe, i miti o le storie come dei percorsi a lieto fine che seguono sempre un sogno, un'aspettativa o forse anche un'illusione e non ci crediamo più nemmeno noi stessi. Invece credo che la cosa più importante da fare sia credere in primo luogo noi nel significato che hanno le fiabe e in quell'ottica di sogno e di aspettativa per il futuro che ci danno. È difficile, non è banale, non è assolutamente una cosa scontata, però dovremmo fare forse quel piccolo sforzo, altrimenti quello che facciamo non è altro che leggere qualcosa che a noi sembra una bugia e quindi questa cosa passerà inevitabilmente. I bambini sono bravi a leggere le espressioni facciali e a capire cosa effettivamente non torna proprio al 100% in quello che diciamo. E oltre ad essere un messaggio rivolto all'interiorità, quello di Sabrina è anche un po' rivolto alla realtà di cui ci circondiamo, perché non basta soltanto avere una straordinaria forza interiore e una voglia di cambiare per riuscire ad avere un'azione positiva, ma anche a volte cambiare proprio il contesto. In questo caso Occhetta ha cambiato fattoria perché non si trovava proprio agio lì e aveva bisogno di un nuovo contesto. E ad esempio un contesto molto, molto positivo è quello del grande orto di nonno Silvano, un'altra poesia, un'altra filastrocca che ci parla di amore per il prossimo e di salvaguardia dell'unicità e di comprensione verso la diversità. E posso leggere l'incipit, giusto per avere un po' di contesto. Nel grande orto di nonno Silvano saltava felice un coniglietto nano. Era circondato da tanti amici, con cui trascorreva giorni felici. Viveva allegra la sua giovinezza, circondato da tanta spensieratezza. Tutto per bene andò, finché un giorno perplesso si svegliò. Son bello o son brutto? Si chiese distrutto. Il dubbio di non piacere l'aveva assalito e ora lo lasciava alquanto stordito. A tutti chiedeva con insistenza un parere sulla propria presenza. Buongiorno, signor Lombrico. Tu che sei un mio buon amico, dimmi se ti piaccio oppure no e consigliami come migliorare perciò. Il signor Lombrico con voce pungente gli disse velocemente: sei gigante, peloso e ultimamente alquanto noioso. Strappati il pelo, accorciati le orecchie che penzolano inutili e strette. Basta saltare, inizia come me a strisciare. Solo così perfetto potrai diventare.
E già qui iniziamo a vedere un giudizio altrui che può pesare, può farci male se ci mettiamo nei panni del piccolo coniglietto. No, disse con fuga la rondine nera che sbollazza allegra alla sera. Ci vogliono le ali per avere un'eleganza vera. Solo chi nel cielo sa volare può essere un animale da amare. Direi proprio che non ci siamo, solo noi che coviamo qualcosa contiamo, urlò indispettita la gallina tita. Ma cosa dite? State un po' zitte, voi non capite niente, sibilò arrabbiato il serpente. Solo noi siamo animali belli, eleganti e importanti, voi tutti siete troppo buoni, noiosi e pedanti. Nell'orto la pace era andata via e al posto della solita allegria regnavano ora l'invidia e la gelosia. Le grida acide ed arrabbiate avevano soffocato le voci allegre e spensierate. Ognuno ad essere meglio dell'altro pensava e con ogni mezzo il vicino umiliava. Cosa ho scatenato? Pensava il coniglietto sconfortato. Prima nessuno si chiedeva com'era d'aspetto e non cercava di fare all'altro un dispetto. Nessuno il vicino criticava perché solo dell'amicizia dell'altro si beava. Ho creato un grande bisticcio, ora aggiusterò questo pasticcio, disse fra sé il coniglietto nano, mentre passava il nonno Silvano, che si guardava attorno stupito e non capiva perché il suo orto, prima bello e fiorito, sembrava ora scialbo e avvilito. E qui inizia a esserci anche la volontà di risolvere questo problema e di mettersi in gioco per cercare di capire come fare a far tornare l'armonia. Vuoi continuare la lettura? Certo. Allora, ad un certo punto, appunto, il proprietario dell'orto, il nonno Silvano, si rende conto che c'è qualcosa che non va. Gli animali sono tra di loro, come dire, si giudicano l'un l'altro, ma lui ovviamente questo non può capirlo, però quello che vede è che i fiori e le piante non sono più rigogliosi e quindi capisce che l'armonia è in qualche modo andata via, perché è proprio questo che succede, bambini, quando in qualche modo ci si arrabbia se ne va l'armonia. E il coniglietto, da cui era partito tutto, perché tutto era partito da una sua domanda: sono bello o sono brutto? Si era interrogato, capisce che aveva scatenato qualcosa che aveva fatto, come dire, scappare via, aveva fatto andare via l'armonia. E allora il coniglietto dice: adesso prendo in mano la situazione e pensate, il coniglietto è un animale, Tommaso, il coniglietto è un animale aggressivo o è un animale dolce secondo te? È un animale dolce, esattamente. E allora pensate quanta fatica deve aver fatto quel coniglietto lì, perché non è un leone, no? Eppure si è reso conto di dover prendere in mano la situazione. Se si vuole cambiare, bisogna fare il primo passo verso il cambiamento. Poi il cambiamento arriva, però tu non puoi aspettare che piova dal cielo. Anche se hai paura, devi andare avanti. Hai paura, eppure metti un passo davanti all'altro. Il coniglietto, che come ha detto Tommaso è un animale dolce, il coniglietto prese dunque in mano la situazione e disse con grande decisione, e anche la grande decisione è una caratteristica che noi non abbiniamo spesso al coniglietto: ora basta, scusatemi, ho sbagliato, ho posto l'interrogativo errato. Non ci sono i brutti o i belli e nemmeno i leggeri o i fardelli. Non ci sono i migliori o i peggiori, siamo tutti fantastici e tutti di tanti colori. Non ci sono quelli che portano solo dolori, così come non ci sono quelli che portano solo splendori. Siamo tutti belli, importanti ed eleganti, ognuno ha il suo modo di essere speciale, proprio perché agli altri non è uguale. Sono le nostre diversità a rendere ognuno di noi una rarità. Se fossimo tutti uguali, il mondo sarebbe di un solo colore, sarebbe noioso, senza splendore. Ormai il coniglietto l'attenzione dei suoi vicini aveva catturato, perciò proseguì, non più agitato. Guardiamoci attorno attentamente. È bella la farfalla, ma non lo è di meno la lumaca gialla. È elegante la nera rondinella, ma lo è al pari la bianca gallinella.
che cova serena vicino alla capretta, che bruca l'erbetta, dove striscia il lombrico gioioso, rendendo tutto più armonioso. È simpatica la talpa che continua a scavare, ma lo è al pari il serpente con il suo incessante strisciare. È dolce la libellula con il suo svolazzare, ma lo è ugualmente la rana col suo gracidare. E anche io, a ben guardare, son bello decisamente, ma solo se non faccio confronti inutilmente. Voi siete belli? Tommasi, 2 Tommasi abbiamo qua. Siete belli voi? Eh sì, Eleonora, tu sei bella. Eh sì, brava, devi essere sempre sicura di questo. Sei bellissima, no? Bella. È proprio così. Anche noi a volte dovremmo farci questa Esatto. assicurazione guardandoci allo specchio e facendoci dei Esatto. complimenti. Esatto, eh sì, perché gli altri ci vedono come noi ci vediamo, E molto spesso quello che pensiamo di noi stessi testimonia molto di più di quello che dà semplicemente la nostra immagine o di quello che un giudizio esterno può farci sentire di come ci troviamo poi noi. L'ultima filastrocca che manca all'appello torna di nuovo sul discorso dell'aspetto esteriore e su come si confronta con l'aspetto interiore. È la filastrocca di Ottone l'elefantone e di Teodoro il topolino dal cuore d'oro. Vuoi vedere come sono fatti? Questo è l'elefantone che mostriamo anche all'altro tuo specchietto. E questo invece è il topolino. Piccolo e simpatico. Piace? Convintissimi. Dobbiamo anche riportare i complimenti a Klaus. Esatto, sì. Klaus e Claudia sarebbe Tamburini, questa bravissima ragazza, un'illustratrice molto brava che io ho conosciuto anche di persona, anche se vive in Toscana, ci siamo conosciute a vari eventi, fiere del libro, in giro per l'Italia, e lei ha interpretato molto bene il mio pensiero, nel senso che ha illustrato la copertina del mio primo romanzo, La montagna sacra. Mi è piaciuta tantissimo e quindi le ho affidato sia l'illustrazione delle filastrocche che l'ultimo Abbraccio di cielo, che secondo me ha superato se stessa con la copertina di Abbraccio di cielo, perché è riuscita esattamente a interpretare in un frontespizio il cuore del libro. Quindi, E anche in questo caso è stata bravissima a interpretare le filastrocche. sì. Incontriamo appunto un elefante gigante e fiducioso di sé, tranne quando si trova ad avere a che fare con un piccolo topolino di cui gli hanno insegnato ad avere una paura matta. Esatto, gli hanno insegnato. Ottone, questo elefantone che è gigante, quando è nato era fiducioso come tutti i bambini e viveva sereno la sua esistenza. Ad un certo punto gli è stato insegnato di avere paura del topolino. Ecco, vai pure avanti Chiara, però mi pareva importante sottolineare il fatto che gli era stato insegnato ad avere paura. Esatto, e molto spesso ci vengono trasmesse paure irrazionali. I nostri genitori o l'ambiente che ci circonda ci dicono che dovremmo stare in ansia, che dovremmo preoccuparci di cose che in realtà non hanno una reale importanza per noi e sono un'influenza dell'ambiente, come abbiamo detto prima. A volte cambiare il modo in cui si vedono le cose ci aiuta a trovarci in una nuova condizione psicologica che ci mette in grado di non solo superare le paure, ma anche di vedere diversamente quella paura, quell'ostacolo, come qualcosa che invece ci può fare del bene, come in questo caso avviene per il piccolo topolino, che sembra appunto un nemico dell'elefante e che invece lo aiuterà a sfuggire da una circostanza in cui è incappato e in cui è precipitato in un burrone da cui non sa risalire, e sarà proprio l'aiuto del piccolo topolino a dargli una mano. E questa filastrocca richiama un pochino la filastrocca del topolino e del leone, una fiaba che racconta come un piccolo topolino sia in grado di rosicchiare le corde di una trappola in cui è caduto un grande leone, e il leone, per gratitudine, poi sarà continuamente in maniera totalmente inaspettata amico di un roditore, di un piccolo esserino che inizialmente ha risparmiato non mangiandolo in un primo momento, per cui penso che l'ispirazione di questa filastrocca sia un ricordo di infanzia Sì, esatto, in questo caso. e lo abbia riletto in un'altra chiave.
Esatto. E quindi leggiamo anche l'inizio di questa prima storia. C'era una volta in un lontano continente un elefante assai divertente. Era buffo, giovane e possente, ma non faceva paura alla gente. Il suo nome era Ottone, Ottone l'elefantone, che amava scherzare e giocare a pallone. Ottone viveva in un bel branco affiatato, in cui gli altri elefanti gli avevano insegnato che il topo è un nemico giurato. Ad Ottone il topo non sembrava un animale da evitare, ma a forza di sentirne male parlare, si convinse che era da non frequentare. Ottone cresceva forte e gioioso, ogni suo giorno era radioso, aveva tanti amici con cui trascorreva momenti felici. La sua vita era tutta rose e fiori, ma un giorno arrivarono i dolori. Lungo il suo cammino incontrò Teodoro il topolino. Teodoro era piccolo, dolce e veloce, non sembrava affatto feroce. Ottone però, alle tante brutte storie che gli avevano raccontato, pensò e perciò rimase scioccato dalla paura. Riprendersi fu per lui alquanto dura. Scappò via velocemente, ma il ricordo di quell'incontro restò ben scolpito nella sua mente. Da quel giorno per Ottone i momenti di paura furono sempre più frequenti di quelli di gioia pura. La sua vita spensierata sembrava ormai passata, temeva infatti di incontrare nuovamente quel topo che lo aveva spaventato mortalmente. Il topolino Teodoro, come dice il nome, aveva un cuore d'oro. Era non poco rattristato per quell'incontro malandato. Avrebbe voluto spiegare all'elefante che lui non è un pericolo costante, ma solamente un topolino, peraltro assai piccino, e che sarebbe potuto diventare. Esatto, proprio così. Un amico su cui contare. E questo ci insegna proprio che i nostri pregiudizi vanno abbandonati per scoprire qualcosa di più bello. Esatto. Ma né Ottone né nessun altro elefante lo volevano incontrare, né tantomeno ascoltare. Teodoro era molto triste, lo feriva profondamente il giudizio della gente. Come feroce e cattivo lo aveva etichettato, senza neanche averlo mai ascoltato. Un giorno venne una forte alluvione e Ottone scivolò giù in un burrone. Era là, solo, spaventato e isolato. Certo sarebbe morto annegato o comunque assiderato, quando Teodoro sentì il suo pianto disperato. Il topolino da quel temporale era spaventato, ma non voleva lasciar morire quell'elefante che nel burrone era precipitato. Non sapeva di preciso cosa fare, quando gli venne un'idea originale e davvero geniale. Prese un foglio bianco e una penna nera e scrisse questa frase sincera: Ottone è finito in un burrone e io non lo posso aiutare, sono troppo piccino per poterlo salvare. Mise il foglio bianco in una bottiglia e le lasciò nel branco di elefanti, che si muovevano grossi, lenti e pesanti. Di certo infatti non si poteva loro avvicinare, o si sarebbero messi a correre e ad urlare, e con tutto quel trambusto lo avrebbero potuto schiacciare. Quando il capobranco lesse il messaggio, riunì subito una squadra di elefanti e partirono per il salvataggio. Dopo non poche fatiche e difficoltà, Ottone era salvo e finalmente in libertà. Dici, la leggiamo tutta? Io leggerei solo la fine. Ok, allora andiamo alla fine, ok? Cari bambini, esatto. Cari bambini, questa storiella ci narra una buona novella. L'aiuto arriva spesso inaspettato e, non pensi, si dimostra un amico fidato. Dalle apparenze non giudicare e dalle cattiverie altrue a cui non farti influenzare. Del giudizio degli altri non ti fidare, solo dal tuo cuore lasciati guidare. E tu ti lasci guidare dal cuore? Ecco, scusate se ho escluso dalle illustrazioni il resto del pubblico, però ci sta che vengano mostrati i bambini che sono i destinatari primari di questa raccolta del filastrocche. Esatto. Pensi di scriverne ancora? Pensi che continuerai di nuovo su questo tipo di scrittura? Non lo so perché per me la scrittura è una delle mie passioni, non è un lavoro, lo faccio per amore e quindi non riesco a dare questa risposta, nel senso se mi verrà l'estro di ispirazione sì, se no no, perché non è un lavoro e non voglio nemmeno che lo diventi, ecco, quindi lo scrivo a comando. Però
credo che in ogni caso la filastrocca, la rima così, si presti sempre bene a, come dire, a celebrare degli eventi. Più che non il romanzo. Il romanzo è un tipo di scrittura che amo molto e che va bene sempre, ma se tu devi celebrare dei momenti, la filastrocca si presta meglio. Poi invitiamo anche eventualmente a non chiudersi alla poesia, perché spesso si pensa di non essere adeguati, che sia un genere letterario da non affrontare mai. Ciascuno di noi scrive tutti i giorni, che siano messaggi, che siano note, che siano anche qualcosa di più strutturato. E la poesia è l'ultimo genere che tocchiamo, non prendiamo mai la penna per provare a scrivere un verso. In realtà forse è il modo più ancestrale che abbiamo di comunicare, una cosa che deriva da quando una volta venivano trasmessi gli insegnamenti tramite rime e poesie, cosa che veniva fatta davvero dagli Aedi nel mondo greco classico, così come da rapsodi in epoca molto più recente, anche diciamo negli ultimi secoli sono stati anche registrati. E quindi scrivere versi non vuol dire essere poeti, vuol dire semplicemente riconnettersi un po' a quel modo di mettere su carta i propri pensieri e di cercare di fissarli in una rima perché vengano ricordati di più. Quindi non bisogna avere paura della poesia e speriamo che questa raccolta di filastrocche piaccia sia ai più piccoli sia ai più grandi e sia un buon modo per instaurare anche un nuovo legame con i propri piccoli o con il nostro io bambino. Esatto. Con il nostro cuore da bambini. Grazie a tutti. Lasciamo la parola a Sara anche per raccontarci della cosa. Grazie mille di questa bellissima presentazione. E ci sono alcune di queste filastrocche che mi sono davvero piaciute. E la storia dell'asinello che in qualche modo richiamava un altro evento, ma in realtà non erano direttamente collegati. Mi ha colpito molto. E grazie Sabrina, grazie Chiara per questa bella presentazione. Siccome Chiara prima mi ha dato un là, ha nominato quella che noi chiamiamo agricoltura paesaggistica e ha nominato anche una serie di come si può dire, operazioni che mio papà mette in atto quando si prende cura dei vigneti. Cerco di spiegarveli il più brevemente possibile. Allora, l'agricoltura paesaggistica è un progetto che portiamo avanti come azienda che vuole considerare non solo quello che noi possiamo coltivare che produca reddito, ma anche cosa possiamo coltivare per rendere il paesaggio più fruibile, per far sì che le persone arrivino e si trovino in un posto che è bello da vedere, che ti dia questo senso di pace e di accoglienza già come primo impatto. E quindi una cosa che facciamo è quella dell'agricoltura paesaggistica, ovvero nei campi da questa parte, siccome sono i nostri campi coltivati a seminativo, in cui noi potremmo scegliere di seminare il grano, il mais e così via, negli ultimi anni abbiamo scelto di seminare dei fiori. Abbiamo seminato la cozza, abbiamo seminato i girasoli e abbiamo visto che le fioriture che creano questi campi immensi di colori brillanti sono molto apprezzate dalle persone che la colgono proprio come occasione per farsi una passeggiata in campagna, perché la sentono come si può dire, così come un richiamo ad apprezzare le cose semplici che ci sono intorno, ed è una cosa che a noi fa molto piacere. E adesso, come dire, la fioritura al momento, la fioritura della colza è finita, ma adesso ci sono, non so se li avete notati, i papaveri. Noi non seminiamo i papaveri perché sono una pianta spontanea, però fa comunque parte di tutta quella serie di piante che crescono in maniera naturale nei nostri campi e che noi, come dire, non sempre vediamo crescere la pianta spontanea sotto la vite e la tagliamo perché abbiamo bisogno che la vite sia libera perché dobbiamo andare a fare dei lavori di coltivazione. No, tante volte le piante che crescono spontaneamente tra i nostri filari, cerchiamo se possibile di lasciare che crescano, perché questo crea un ambiente favorevole alla vita di tutta una serie di piccoli insettini che, se l'erba
l'erba fosse rasoterra non troverebbero una casa. Così noi, creando questo ambiente favorevole, questo piccolo habitat per gli insettini, favoriamo, soprattutto per dire le più conosciute sono le api, ma ci sono tutta una serie di insetti che hanno questo importantissimo ruolo di impollinatori. L'ape arriva, si posa sul papavero e già che c'è si posa anche sul fiore dell'uva e così procede a impollinare tutti quelli che sono i fiorellini della vite. Io nomino l'ape perché è una delle più conosciute, però in realtà se uno si fa una passeggiata nel vigneto, un po' che ascolta, un po' che guarda in giro, ce ne sono molti, davvero tanti. E come dire, se si tagliasse l'erba sempre tra i filari, ogni volta che un insettino si stabilisce sulla piantina che cresce lì per conto suo, se tu tagli l'erba, l'insettino non ha più una casa. E cosa fa? Va sulla prima pianta che trova, che è la vite. Questo per noi potrebbe essere un problema. Finché tutti questi piccoli artropodi se ne stanno sull'erba, per noi va bene e anzi ci è d'aiuto. Quindi cerchiamo sempre di mettere in atto anche operazioni che facciano sì di lasciare un ambiente favorevole alla crescita di questi piccoli insettini e al tempo stesso di far sì che non vadano sulle viti. Una delle cose più semplici, diciamo, che si possono fare, quando c'è l'erba alta tra i filari, quando è ora di tagliare l'erba, invece di tagliare l'erba su tutti i filari in conseguenza, se ne taglia l'erba un filare ogni 4. Così gli insetti che si alzano dall'erba tagliata, la prima cosa che fanno è volare lateralmente. Trovano l'erba nei filari accanto e rimangono lì. Questo è, come dire, un piccolo esempio di quella che si chiama lotta integrata, che è una tecnica che mio papà mette in atto da anni ormai, e solo recentemente è diventata una tecnica certificata e supportata da degli studi universitari e quindi adesso sulle nostre bottiglie possiamo anche mettere un simbolino che rappresenta tutto questo lavoro che facciamo, che è la certificazione Scoopy. Collegandomi a questo simbolino potrete proprio vederlo durante la degustazione, perché i vini che ho pensato di proporvi oggi sono il Brut delle Contesse, che è un vino spumante molto secco e da uva garganica, che è quella autoctona dei Colli Belgi, quindi è proprio tipica, rappresentativa del territorio. E l'altro è il Thai Rosso. Anche il Thai Rosso è uva autoctona che rappresenta il territorio, eccetera, e sulla capsula si vede proprio il simbolino della certificazione Scoopy. Inoltre, come in via eccezionale, siccome oggi avevamo una presentazione di filastrocche, abbiamo deciso di ampliare un pochino l'aperitivo e di aggiungere anche una merenda a base di prodotti locali. Quindi abbiamo una confettura di ciliegie e abbiamo una confettura di pere dell'azienda agricola 700 Alberi e poi abbiamo, adesso mi sfuggono le cose, il pan biscotto del nostro panettiere, che è sempre amato tantissimo da tutti quanti, e poi quando venite al tavolo vi mostro il resto, se no parlo troppo. Ho finito, grazie. Allora, se volete, Sabrina adesso procederà col momento di firma copie. Se volete avvicinarvi al tavolo di Sabrina o al tavolo dove io verserò il vino, prego.